L'amarezza per la sconfitta in Supercoppa contro la Feldi è ancora forte, ma i vice campioni d'Italia devono subito voltare pagina. E quale occasione migliore per riscattarsi della sfida alla capolista che non perde da ottobre e 10 giorni fa ha espugnato Catania dal Pala Maggiore di Leini. Buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a L84 Torino Napoli Futsal. 14ª giornata del campionato di Serie A, a -4 dalla Roma quinta, e si comincia con il primo possesso proprio per il Napoli, che va in avanti, anche lui classe 87 come Canabarro. Guillermao, Borruto, Suolata, Borruto, Victor Lopez, prima vera parata della sua partita. La Pala Maggiore di Leini, bello buono, rilancio lungo, c'è stato un contatto tra Guillermao e Victor Lopez, si gioca, Bolo para, Guillermao! Vantaggio del Napoli, non è riuscito a bloccare il pallone Victor Lopez, sulla conclusione di Bolo segna Guillermao, 1-0. Victor Lopez scava il pallone, bello buono, ha capito tutto, poi ci prova dalla sua porta Cuzzolino per vie centrali, Fortini, controllo ancora all'indietro, Cuzzolino, bello buono due volte, la seconda non sa neanche lui come, attaccato da Guillermao ma rimane in piedi, chiama il movimento ai compagni, Cuzzolino, Borruto e Bolo sul pallone. Va Bolo, respinge Victor Lopez. In mezzo anche una parentesi in Serie A con la Luparense. Bolo ha demolito la traversa. Ancora il Titi Borruto che va via. Borruto, Tuli per Cuzzolino. Schema perfetto, semplice ma efficace dell'L84 che trova al pari con Cuzzolino, sesto gol nelle ultime 7 partite. In appoggio, ma probabilmente farà un movimento per favorire Liberti, anche lui va dentro. Ancora Guillermao a lottare con Maxi Rescia, poi scarica per la conclusione di Bolo, Victor Lopez in qualche modo si è salvato. Tuli, Cosico addomestica con grande eleganza il pallone, Cuzzolino prova a calciare. All'improvviso una fiammata di Cuzzolino, doppietta del 17, la ribaltata la L84, e con questa rete fanno 7 nelle ultime 7 partite. Canabarro scalda le mani di Victor Lopez, di Lucas Siqueira, bello buono, con le mani trova Pelesigno, Victor Lopez, Guillermao protegge e si gira, non c'è deviazione stavolta, ripartenza possibile dell'L84, Cuzzolino, tocco Maxi Rescia, ancora Cuzzolino, salvataggio sulla riga, si muove Guillermao, va a occupare la posizione di pivot, viene anticipato da Lucas Siqueira, poi intervento duro in scivolata del numero 8, il cartellino, e vediamo il colore rosso. Torna da Bolo, prova ad alzarsi Tuli, impressione da solo, poi di testa Guillermao, Bolo, finta, Bolo, ancora Guillermao, se lo divora. Victor Lopez, lunghissimo da Cuzzolino, dimenticato da tutti, Fortini. Guillermao, arriva Bolo, aveva colpito una traversa e un palo nel primo tempo, stavolta trova l'angolo giusto, 2-2, la ripresa al Napoli.
forse anche una deviazione. Al pala maggiore di Leni, bello buono, imbucata, Guillermao la difende, chance per Borruto, 3-2 del Napoli, tanto per cambiare, segna El Titi Borruto, sesto gol in 7 partite alla L84 con questa maglia, il 10° nelle ultime 7 gare con il Napoli quest'anno. 57 secondi con le ultime energie la L84 a testa bassa, Tuli, Fortini, palo e poi Murilo Schiocchet, calcia alle stelle, Cuzzolino non calcia, Cosico, Murato, Cuzzolino, sirena, il Napoli espugna il pala maggiore di Leni, rimonta e controrimonta in casa della L84 che era andata sotto 1-0, era stata capace di andare avanti 2-1 e poi di resistere all'inferiorità numerica, ma è stata rimontata e allora dopo un solo turno di campionato in vetta alla classifica, in testa torna la Meta Catania. E la squadra di Diego Rios subisce la seconda sconfitta stagionale. Dal pala maggiore di Leni e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano e vi do appuntamento a sabato per l'ultima giornata del girone d'andata. Grazie per averci seguito e una buona serata.